Ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi telespettatori di Diffusion. Ancora una settimana insieme, ancora una settimana per passare del tempo parlando di quelli che sono gli argomenti più interessanti per la nostra vita quotidiana. Ma prima vogliamo iniziare come ogni lunedì con la musica, andando a sentire insieme un gruppo davvero interessante. Loro si chiamano L'Araba Fenice. Sento vibrare le corde, un fuoco ondeggiante che brucia sempre, fermo un accordo minore, respiro costante che gira sempre, gira sempre. Perdo lo sguardo sul mondo, mi sento pesante, come sempre sento il mio corpo lontano, come se non fosse più presente, più presente. Così il male è più distante, l'occhio non vede, il cuore non duole, soffia il vento da levante, mi contorce come vuole. Verso nei meandri di una terra di dolcezza, assaporo la mia voglia di una vita di ingenuità e carezze. Sai, sto bene qua, immerso nel mio sogno pazzo, ma sai, la tua realtà non è quella che vuoi. Sento un amore reale, palpabile primo, incertezze senza incontrare lo scoglio di un Dio ingombrante, della sua legge, della sua legge. Ora che fra le mie dita si spezzano le corde, bruscamente torna quel caldo asfissiante che annebbia la gente e la mia mente, e la mia mente. Ecco il male è più vicino, occhio non vede, cuore duole, soffia il vento da ponente, mi contorce come vuole. Verso nei meandri di una terra di amarezza, l'unico appiglio torna nella notte quando il cielo vuole. Verso nei meandri di una terra di amarezza, l'unico appiglio è l'utopia che tutti vogliano carezze. Dai, restiamo qua, dove il mio sogno non è lontano, ma sai che la realtà è quello che tu vuoi diventare.
Ciao Deborah, ci troviamo ancora al Mamma Mia in compagnia di 4 musicisti bravissimi, gli Araba Fenice. Ciao Davide. Ciao a tutti. Ciao Deborah, la salutiamo Ciao. tutti. Ciao Davide. Ci presenti i tuoi colleghi, amici? Sì, alla mia sinistra c'è Marco detto Raffo o Cocolorso, alla mia destra Hermes detto il capo, alla destrissima c'è Raggio di Sole Alberto. Raggio di Sole, meraviglia. E te chi sei? Io sono Davide. Davide. L'unico Allora. triste, senza soprannome. Tu suoni? Io il basso, batteria e percussioncine, flauto traverso, buzuki, chitarra e voce, chitarre varie, corde, mandolino e altre cose. Da quanto tempo siete insieme? Siamo insieme dal Artisticamente parlando. Sì, dal 2006, fine 2005, inizio 2006. Quindi sono 6 anni abbondanti. 6 anni di esperienze intense. Io ricorderei il vostro sito, così possono andare ad ascoltarvi arabafenice.es. ES, dove ci sono, ho visto, tantissimi estratti di brani diversi, c'è anche l'almanacco che mi piace tantissimo, che lo conoscerete tutti, e ho letto che avete presentato diverse serate di beneficenza di Amnesty International. Diciamo che abbiamo collaborato con Amnesty e anche con Emergency prima per fare iniziative appunto di diffusione culturale dei principi che poi fanno e delle cose belle che fanno, insomma. Quindi noi non abbiamo fatto altro che suonare, non siamo Ognuno dà il suo però il nostro contributo in quello esatto. l'abbiamo fatto. Ogni sera un tempio, ogni sera una realtà, parole rotte dalla teatralità che regaliamo a voi. E poi ce ne andremo lasciandovi forse un pensiero, un sorriso, chissà. Ogni sera un tempio dove spingerci più in là e liberare un po' di libertà. È tutto il nostro colore. E poi nel tempio si sente profumo d'incenso e la vita che va. Guardalo dentro che dici poi perché. Senti il lamento, l'urlo di gioia, di rivoluzione. Entra nel tempio, salta ed apriti a quello che c'è. Senti bruciare sotto i piedi un fuoco che ti fa parlare come un demonio, saltare nel frastuono, mancanti e riti che ricordano Cristo. Dal mondo come un demonio, nel fuoco del frastuono, tra pianti e canti che ci uniscono in tribù. Ogni sera un tempio ad un'insolita reazione, frequenze strabiche in grande quantità e adrenalina per noi, per poi passare la notte con frasi sconnesse ed insonnia che guai. Questa sera odori strani e fino a sazietà, nel tempio in festa che brulica di già, e tutto inizia con noi, su un palco di legno massiccio, a volte posticcio non ci sarà. Saltaci dentro, chiediti poi perché. Sogni di rose, storie curiose, spingiti al limite. Sentilo come l'ultima occasione che hai per me di ragionare, respirare, quindi
flauto traverso. È lui. Chiederò a un flautista di farmi da gelataio. Mi fai un frullato? Fantastico, bravissimo. Io credo che tu ti sia ispirato a Jethro Tull, giusto? Ho Il nostro ragione. amico Ian Anderson. Grazie di esistere. Infatti come si chiama il brano? Ciao Ian. Che ci ascolterà sicuramente. Come si chiama il brano dove suoni Dove suono il flauto? flauto? Orchidea. Meraviglioso. Lì la sonorità si sente che è proprio molto simile a Jethro Tull. Sì, diciamo che ci siamo un pochino ispirati, diciamo al suo modo di suonare, ovviamente non è paragonabile, però insomma. È veramente molto bello.
tu scrivi brani? Sì, io scrivo i brani, i testi e poi dopo insieme facciamo arrangiamenti e ognuno ci mette del suo, diciamo, con gli arrangiamenti. Quindi scrivi ogni voce per i vari strumenti che suoni? Sì, più o meno, insomma il pezzo viene fuori, la melodia, e gli accordi strumentali, poi dopo si vede. Poi dopo uno improvvisa. Fuori, esatto. Siete veramente, veramente bravi, complimenti. Grazie. I prossimi appuntamenti? Il prossimo appuntamento sarà... Quando sarà? Non ho l'agenda dietro. Venerdì, Gambettola, sabato. Più o meno. Il nostro manager è Davide. In quel della Romagna. Vorrei parlare io, ma non ricordo le date. Allora andate su arabafenice.es e ci saranno scritti tutti i vostri appuntamenti. Esatto. Mi raccomando. Fantastico, direi che è tutto chiarissimo. Quindi noi vi salutiamo. Salutiamo Deborah. Ciao. Deborah. Alla prossima. E allora ben tornati in studio, questa puntata di Diffusion finisce qui, ma io vi ricordo l'appuntamento per domani con il nostro pool di avvocati. Questa volta parliamo di un argomento importante perché questo è il periodo di riunioni di condominio e parliamo proprio di nomina e revoca dell'amministratore. Io vi ringrazio per essere stati con me, ci vediamo domani sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre con Diffusion. Ciao!